È un anno e mezzo sono presidente ed è un anno che abbiamo aperto la nostra società, siamo spostati, abbiamo una palestra a Muzzano del Turgnano. In tutto contiamo oggi sui 30 ragazzi iscritti, tesserati alla pugilistica, di cui parecchi stanno combattendo, tra l'altro qua dentro oggi in 7 ragazzi stanno combattendo. Contiamo anche un discreto numero di ragazze e anche di ragazzini sotto i 12 anni che vengono a allenarsi, tra cui abbiamo agonisti, non agonisti e amatori. Abbiamo rapporti anche del Triveneto, ci spostiamo abbastanza frequentemente per degli scambi, per far guanti, degli esercizi, degli allenamenti con altre società. E noi abbiamo aperto comunque a tutti, nel senso che le nostre porte sono sempre aperte. Più si è, meglio è. Lo spazio c'è, la palestra c'è, di conseguenza speriamo di crescere. Ecco. È la seconda volta che ci troviamo qua in questa palestra tramite gli accordi che abbiamo fatto con l'assessore comunale qua di Porpetto. Ci siamo trovati bene la prima volta e abbiamo ripetuto l'esibizione. A quanto pare anche la gente piace perché la palestra, come avete visto, è piena, per cui siamo molto soddisfatti. Avremo un evento estivo, non sappiamo ancora dove, forse Lignano Sabbiadoro come l'anno scorso, però ancora non siamo sicuri, ecco, lo sapremo a breve. Gran pienone di presenze e di emozioni sabato scorso alla Bocciofila a Degliacchese. 60 atleti in rappresentanza di 7 team regionali, da Trieste alla Carnia passando per Gorizia e Cervignano, hanno portato tutta la regione al meeting regionale di bocce Special Olympics. A iniziare la giornata, la cerimonia di apertura con la sfilata di tutti i team presenti, con i saluti del direttore generale del movimento Giuliano Crinori. A tifare per gli atleti Special Olympics, una nutrita folla di genitori, volontari e amici che hanno assiepato il palco della Bocciofila. Splendida come sempre l'accoglienza da parte della Bocciofila degli Acchese, che coi suoi volontari ha rifocillato gli animi sportivi di atleti e presenti con una bella pasta asciutta, senza dimenticare l'organizzazione del Team Oltre lo Sport Onlus di Udine, che sotto l'attenta regia del presidente Elda Del Do ha organizzato l'evento. Messi in archivio i meeting regionali di bocce e di nuoto, ora gli impegni degli atleti si sposteranno fuori regione. I team saranno impegnati a rappresentare il Friuli Venezia Giulia nei giochi interregionali Play the Games, in programma ad aprile a Preganziol, un altro passo per gli atleti verso il raggiungimento degli obiettivi di autonomia e indipendenza che si accompagnano a quelli sportivi nella pratica delle attività sportive del movimento Special Olympics. L'attività del team regionale Special Olympics tornerà in regione l'8 maggio in occasione delle giornate di sport, cultura e solidarietà nel meeting di atletica leggera che vedrà gareggiare anche gli atleti Special Olympics. Si è svolta sabato scorso la giornata dedicata ai rally e alle attività di soccorso stradale organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Ufficiali di Gara Mario De Carli di Trieste, in collaborazione con l'Associazione Cronometristi Giuliani Trieste, in un evento che si è tenuto allo stadio Nereo Rocco di Trieste. A seguito della simulazione del rally e di tutte le sue tappe, con commissari preposti e cronometristi, a fine mattinata si è svolta la simulazione di intervento da parte degli addetti del 118 locale, del Corpo Pompieri Volontari di Trieste e della Polizia locale. Il personale ha operato mettendo in sicurezza la zona, è intervenuto sulla vettura incidentata e infine ha assistito l'equipaggio della vettura. La manifestazione, soprattutto in tarda mattinata, ha visto una buona affluenza di pubblico, soprattutto per quanto riguarda le attività formative. WISP è un ente di promozione sportiva, regolarmente riconosciuto dal CONI e anche dal governo italiano ormai dal 1945. Ed è in realtà un soggetto che si occupa di sport in tutte le sue declinazioni, dallo sport di tipo agonistico allo sport invece di tipo sociale, alla promozione sociale attraverso lo sport. La legge italiana prevede che tutti i soggetti che fanno sport in Italia siano inseriti all'interno del contesto CONI. Il CONI appunto è costituito dalle federazioni sportive e poi dagli enti di promozione sportiva. WISP è solo uno di questi, in realtà in Italia ce ne sono anche altri, è sicuramente un soggetto molto forte perché in Italia fa più di 1 milione di associati. Abbiamo 20.000 soci e vuol dire un rapporto di 1 ogni 60 abitanti del Friuli Venezia Giulia.
e considerando tutte le fasce di età, perché poi la caratteristica appunto dell'UISP è quella che facendo uno sport di tipo soprattutto sociale intercetta qualsiasi tipo di esigenza dai 0 ai 99. Ci sono diversi eventi, alcune manifestazioni storiche che sono le grosse manifestazioni dell'UISP che l'UISP organizza sia a livello locale che poi a livello nazionale. La prima che abbiamo già svolto è stato il Gioca-Gin, una manifestazione che intercetta gli appassionati di ginnastica, pattinaggio e li fa esibire senza nessuna velleità di tipo competitivo. Adesso a breve ci sarà Vivicità, giunta ormai la 32esima edizione, quindi una manifestazione storica per l'UISP. E poi quest'anno la novità è che ospiteremo nella nostra regione il campionato nazionale di Acrogym, che è una disciplina che fa parte delle ginnastiche e che è una manifestazione molto particolare, siamo lieti di ospitarla. Ma poi in realtà faremo iniziative di tutti i tipi, anche iniziative che riguardano la mobilità sostenibile. Abbiamo in programma qualcosa verso settembre che riguardi la bicicletta e il cicloturismo, ma non soltanto la mobilità, anche quella quotidiana con la bicicletta, e poi alcune piccole manifestazioni che riguardano i singoli comitati territoriali. Intanto noi non siamo monodisciplinari, ma ospitiamo all'interno del nostro, diciamo, contenitore tutte le discipline sportive, anche quelle più innovative. L'ultima, per esempio, è il parkour, che è una disciplina che piace molto ai giovani e che riguarda appunto una di quelle discipline che fa il paio con lo skate, con queste iniziative giovani. Quindi non siamo monodisciplinari. L'altro è soprattutto, non essendo monodisciplinari, per noi l'obiettivo principale non è quello di promuovere lo sport, ma di promuovere il diritto dei cittadini a fare lo sport. E quindi quello che ci interessa soprattutto è che ognuno trovi la sua disciplina preferita, la sua modalità di pratica, che trovi lo spazio dove poter esprimere il proprio linguaggio del corpo. E questo è il nostro obiettivo principale. Dopodiché, se per fare questo dobbiamo passare attraverso l'organizzazione di campionati piuttosto che di manifestazioni, piuttosto che di corsi per anziani nelle circoscrizioni, questo è semplicemente poi appunto piegare lo sport all'esigenza del singolo cittadino. Se è uno che ha una società sportiva, si affiglia per esempio con la propria società all'UISP, trova, oltre al riconoscimento, che è una, come dire, una pratica di legge, per cui viene riconosciuto come associazione sportiva, trova una serie di servizi che sono dalla consulenza fiscale alla copertura assicurativa, all'organizzazione appunto di iniziative che riguardano la disciplina che pratica. Se invece è un cittadino non già intruppato in un'associazione sportiva, può trovare le nostre iniziative che vengono organizzate di solito in collaborazione con i comuni, per cui i corsi di ginnastica piuttosto che i gruppi di cammino, nel caso per esempio della fascia degli over 50, ma poi le singole iniziative invece di gioco per i bambini con le manifestazioni che vengono organizzate appunto di solito in collaborazione con i comuni, oppure i centri estivi o attività che noi gestiamo invece in maniera diretta, i corsi di tennis per esempio a Trieste, piuttosto che l'attività in piscina a Udine e così via. E noi facciamo lo sport per tutti e quindi sicuramente troviamo una cosa per renderlo felice mentre pratica lo sport che gli piace di più. L'amministrazione provinciale era da sempre, sin dall'inizio, vicina alla Vivicità. Vivicità, una manifestazione sportiva per tutti, bambini, genitori, adulti e anziani. Veramente ringrazio di cuore la WISP e tutti i collaboratori, tutte le associazioni di Gorizia che collaborano con la WISP, perché ogni anno questa manifestazione ha un successo particolare, perché la tipicità di questa manifestazione a Gorizia è che è transfrontaliera, per cui ci sono anche i collaboratori sloveni e i cittadini italiani hanno la possibilità di trovare qualche amico in più in Slovenia e gli amici sloveni qualche amico in più in Italia. Quest'anno la nuova collaborazione anche con le ferrovie dello Stato, per cui ci saranno anche dei biglietti gratuiti per i vincitori, perché la viabilità sostenibile, per cui treno più bicicletta più passeggiata, è il connubio vincente.
Il nostro Vivicità 2015 è 20+1 perché sono 20 anni più uno che facciamo questa manifestazione Gorizia-Nova Gorizia. La cosa però importante è la contemporaneità con altre 40 città italiane e 20 estere, in modo che così noi esportiamo lo sport locale e transfrontaliero in un contesto nazionale e addirittura molto più allargato europeo. 20+1 perché sono 20 anni, quando i confini ancora erano chiusi, proprio questa piazza abbiamo fatto aprire quello che c'era, un muretto, era chiuso, era un confine chiuso, passavamo attraverso 3 confini chiusi. In 20 anni oggi siamo in un contesto ambientale, di continuità ambientale transfrontaliera che ci colloca proprio in un ruolo europeo. Siamo molto contenti che questa manifestazione ha raggiunto già i 20 anni, anzi siamo già alla 21esima edizione, e che in tutti questi anni siamo riusciti ad migliorare la qualità di questa manifestazione. Siamo sicuri che in futuro riusciremo ancora a fare di meglio, migliorarla ancora e portare ancora altra gente a contribuire e a far diventare ancora più grande questo evento. Našli motive za nadaljnje sodelovanje. V Olimpijskem komiteju Slovenije, Združenju športnih zvez, Il vicepresidente del Comitato Olimpico Sloveno ha sottolineato l'importanza della collaborazione transfrontaliera, soprattutto legata al fatto che anche l'olimpismo in generale promuove la collaborazione tra i popoli e questo quindi è importantissimo e quindi va sottolineato e va anche, diciamo, in questo senso seguito con attenzione, in quanto in tutto il mondo attraverso lo sport si riesce a creare delle situazioni di amicizia e di collaborazione. navežeš neke nove prijatelje in podobno, se pravi, zelo smo veseli in počaščeni, da lahko tudi sami podpremo in sodelujemo pri takem projektu.